elemento centrale della vita democratica di un'amministrazione. Come è noto, ci sono state tutta una serie di polemiche, tutta una serie di cose non vere riportate dai giornali, gravi inesattezze e ad esempio è stato scritto il sindaco è un censore, il sindaco proibisce, il sindaco vieta, tutte cose che non rispondono alla verità, che sono state strumentalizzate. Il sindaco, come è stato già precisato, come era stato detto anticipatamente, poi ribadito, però bisogna forse ripetere, aveva detto un'altra cosa, si era cercato di confrontare una suddivisione, no? Prima la manifestazione istituzionale dove si suonano le cose istituzionali, l'inno di Mameli, che è l'inno della Repubblica, e la tromba che suonasse il silenzio, e poi, passata la fase istituzionale, che chiunque cantasse quello che volesse, compresa la canzone Bella Ciao. Non essendo stato possibile trovare un accordo in questo senso, perché, come riportato anche dai rappresentanti dell'ANPI sui giornali, non poteva la stessa garantire che il rispetto di questa cosa, e non potendo garantire neanche che la manifestazione si svolgesse addirittura in sicurezza, per evitare gli incresciosi fatti dello scorso anno, dove il sindaco venne anche aggredito verbalmente, lo stesso sindaco ha deciso di evitare la manifestazione e ha deciso lui di andare da solo. Nel giornale c'era scritto un uomo solo, sì, perché così aveva deciso. Però nel giornale c'era scritto solo perché il paese diserta la manifestazione, che non c'era perché non era calendarizzata, facendo quindi intendere una solitudine che però non c'era. Il sindaco è in buona compagnia, il sindaco è sostenuto da tutta la lista civica, da tutti i consiglieri presenti, dagli assessori, quindi il sindaco non è solo, non è stato solo. Un sindaco solo, un'amministrazione che lascia solo un sindaco, lasciatemelo dire, non può fare quello che di buono è stato fatto da 2 anni a questa parte, che si sta facendo e che si fa. Quindi il sindaco non è solo, è in compagnia di un vice sindaco che lavora alacremente, dell'assessore Benzi, assessore Capocchi, tutti i consiglieri, tutti i cittadini che collaborano, che vogliono collaborare in questo progetto, e tutti i cittadini che 2 anni fa hanno consentito a questa amministrazione di insediarsi. 2 parole e poi concludo sugli interventi che sono stati fatti, molto tempestivi, diventati tempestivi da sembrare anche un po', diciamo, telecomandati, di politici sovracomunali che sono intervenuti proprio in maniera fulminea il giorno stesso. Questa è una riflessione che facciamo un po' tutti insieme, ma che credo qualsiasi cittadino onesto intellettualmente ha fatto. E l'invito che noi come lista civica si vuole fare a questi politici, ripeto, di caratura sovracomunale, è che la stessa tempestività e la stessa attenzione per questo paese che ce l'avessero tutti i giorni, che ce l'avessero dal 1° dell'anno fino al 31 di dicembre, perché questo paese ha bisogno della loro attenzione che c'è stata il 25 aprile, quindi la stessa tempestiva risposta, la stessa tempestiva attenzione avremmo gradito che ce l'avessero avuta, ad esempio, per il ponte sulla Cassia, che è 2 anni che è lì, per la strada che è qua giù, che conduce alla frazione Casa del Corto, che se ancora non è franata e grazie non so a chi, per Floramiata, per tutte le altre questioni e dossier importanti che ci sono in questo paese. Quindi questo paese ha bisogno della loro attenzione tutto l'anno. Grazie. Possiamo dare il consiglio con l'appello. Bagaglini Luigi, Cerone Elio, Benzi Elisabetta, Piccini Enzo, De Muro Antonio, Benè Alberto, Grolli Manuela, assente, Capocchi Franco, Arezzini Enrico,
Rossi Ennio, Becchini Samuele, Santiano, Baffoni Luciano. Una volta all'ordine del giorno comunicazione del sindaco. Il sindaco non ha nulla da comunicare. Il sindaco ritiene che nella sua veste istituzionale non debba più compiere quelle che sono le cose a livello istituzionale. Non ho nulla da recriminare, accetto quello che è avvenuto con tranquillità, semplicità. So di essere moralmente e coscientemente sicuro di non aver creato danni a nessuno. So di essere solo. In questa mia concezione, la mia solitudine ringrazio di essere stato solo perché in quel momento, e lo dico con il cuore, sono andato prima al cimitero e qui non aveva visto nessuno, per pregare e onorare tutti quelli che sono rimasti, tutti ciò che sono morti in qualche maniera per questa Italia, di qualsiasi colore politico, morale, sociale, etico e religioso. L'ho fatto con lo stesso pensiero perché volevo essere solo, non volevo, avevo deciso di farle mandare il giorno avanti a infiorare il comune e poi ho detto no, non mi sembra giusto. Sono andato lì e l'ho messo di nuovo a pregare e riflettere. La mia riflessione è che è il momento della pacificazione di tutti, della libertà e della serenità. Non ho altro da aggiungere e inizia l'ordine del giorno del Consiglio. Documento di programmazione 2016-2018, approvazione. Vice Sindaco e anche assessore al bilancio. Leggo due righe per quello che è questo nuovo strumento che dal 2016 si applica. Il documento unico di programmazione è stato introdotto dal nuovo principio contabile in luogo della vecchia relazione previsionale. Si tratta di un nuovo strumento di programmazione che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio. Questa scadenza per il solo anno 2015 è stata prorogata tanto che la Giunta di Castagnaro l'ha approvato a dicembre del 2015. Il DUP oggi, per l'inevitabile fase iniziale di sperimentazione e affidamento, rimane in parte un adempimento formale nonostante lo sforzo di renderlo il più possibile coerente con lo spirito della norma. Le principali novità introdotte dalla riforma e che andranno a regime progressivamente riguardano l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano di conti integrato, di comuni schemi di bilancio, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria e di uno schema comune di bilancio consolidato con le proprie aziende, società e altri organismi controllati. Questo documento si divide in due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e ripercorre le linee programmatiche di mandato in forma discorsiva, espone dati di contesto, descrive le risorse e le caratteristiche della nuova realtà territoriale e individua poi le missioni previste dal decreto 218 che sono coinvolte in questi obiettivi. La seconda ha una temporalità pari a quella del bilancio di previsione e per ogni missione individua il programma, i singoli obiettivi operativi con le corrispondenti indicatore. È ovvio che questo documento può svolgere pienamente il suo ruolo se discusso all'inizio del mandato, ma anche se la normativa che lo prevede è entrata in vigore a legislatura avanzata, rimane tuttavia rilevante la sua funzione per il resto della legislatura, anche come il documento sul quale l'amministrazione misura il suo contratto con il Comune. La parte relativa ai dati di bilancio, essendo lo stesso all'ordine del giorno dell'approvazione del bilancio, può essere esaminata nello stesso contesto, altrimenti gli stessi dati li ripetiamo più volte. Siccome il bilancio ha rispetto alla programmazione un peso un po' diverso,
questa parte relativa alla questione contabile possiamo rivederla sul tempo. Questa è una ci sono poi questa se c'è qualche Io vorrei fare premesso che queste nuove modalità di bilancio giustificate sicuramente dallo snellimento rendono questi bilanci leggibili agevolmente soltanto a chi ha una preparazione specifica, commercialista, dietro, basta, insomma ai cittadini. Quando il cittadino crede che anche con la buona volontà li rendano parecchio ostici, siccome si parla di cifre, di impegni, di progetti, di spese, insomma se fossero più sintetici e più chiaramente intellegibili, credo che sarebbe un bene per i cittadini, per l'amministrazione, per tutti. Detto questo, vorrei fare un discorso di carattere generale su questi punti dell'ordine del giorno che riguardano i bilanci, il documento di programmazione, il punto 2, le aliquote IMU e TASI, il piano triennale delle opere pubbliche, il rendiconto 2015, il bilancio di previsione, che è tutta la strategia dell'amministrazione, comprende tutta la strategia politica, economica, organizzativa dell'amministrazione comunale. Naturalmente poi che cosa si va a vedere, le cifre, gli impegni. Allora, su queste io ho guardato anche, basta, ma ha stampato una marea di roba e nelle qualche centinaio di pagine però ho guardato quello che utile stare lì a vedere le spese per il personale o quelle obbligatorie, quelle invece su cui si potrebbero avere pareri diversi. Che cosa ho esaminato, ho visto per esempio, oltre a tante altre cose che ho visto. 20.000 euro dissuasori per la viabilità, 200.000 euro per gli arredi urbani. Per le fonti di voltaia una voce che porta 23.000, una voce fonti storiche e 250.000 per le fonti di voltaia. Ho davanti queste. Però non era questo il punto ancora, mi diceva È vero che non era, però volevo fare questo per comprendere tutti questi punti che riguardano. cioè, quindi discutiamo su tutti i punti in generale. Diamoci un metodo di lavoro, in modo che si sappia che almeno si dice questo è il punto, eccetera, si accomunano tutti i punti su una discussione generale, quindi si accomuna il punto. Io l'ho premesso. No, per capire anche noi. Il 2, il 5, il 6, il 10 e il 15. E poi si votano singolarmente però. Si votano singolarmente, però il mio discorso è un discorso di carattere generale. Il mio può essere un discorso di carattere generale perché è la strategia complessiva dell'amministrazione. Poi voteremo su questo punto. Voteremo. Vediamo, non è che serve votare. Allora li presentiamo noi. Ora li presentiamo noi. Allora, presentiamoli e Se no, poi. se si parla di una cosa di cui non abbiamo nemmeno presentata, Sembra probabilmente è più comprensibile anche per la maggioranza allora presenta il Consiglio e la propria il bilancio come è stato messo come nelle varie voci, nelle varie indicazioni, nel piano pluriennale, su quelle della tassa. Una volta che abbiamo presentato tutto, se no si va. Però questi punti sono complessivamente tutta la strategia. Ho capito, però allora, da un punto di vista giuridico amministrativo, il Consiglio comunale si fa primo punto, secondo punto, terzo punto, questo non è che lo dico io, è quello che ci detta il sistema per andare avanti. Se noi decidiamo di usare un metodo diverso, basta dirlo. Però prima allora chi ha compilato il bilancio politicamente perché è uno strumento politico del comune
lo illustra e poi dopo la minoranza, o tutti i consiglieri eccepiscono su punti che noi abbiamo illustrato. Se lei me li illustra lei, mi sembra che la cosa non è proprio lei o qualsiasi altro mio consigliere. Insomma. Illustriamo questo punto numero 2. Allora, facciamo, illustriamo il punto numero 2 Non il punto, si illustra tutta la manovra di bilancio comprese. L'ho già illustrato. un po' di valore. Però tutta quella di bilancio comprese le politiche tariffarie e il sistema di bilancio. Lei sta entrando in merito anche agli altri punti. Sì. Se entra in merito agli altri punti, prima ce ne faccia parlare noi degli altri punti. Allora, se chiudiamo questo metodo, poi lo entriamo in merito. Lei e qualsiasi altro consigliere, non è una questione. Però ora, se si fa con questa metodologia, il vice sindaco parte, che è la sezione bilancio, illustra quelli che sono i punti che noi abbiamo ritenuto di poter, con cui poter fare questo bilancio, con tutte eccetera eccetera, e poi gli altri intervengono. Però il punto 2 l'ho già illustrato. Il 2 è la metodologia applicativa nuova che prevede costruire il bilancio. questo insomma è significativo, diciamo, se perché è una metodologia, non è che entra specifico nel merito delle questioni, no? Ci dice che l'avanzo dell'amministrazione dice che non potrà essere, cioè o lo impieghi oppure I diritti politici, quelle che vengono definite missioni attiva, però è la base come era la precedente relazione, su cui si costruisce. prendiamo atto del fatto che è cambiata una metodologia, diciamo, a base burocratica e stiamo applicando la legge. Partiamo, come si è detto, per tutti i punti, quindi partiamo anche voi, spieghi anche con le Questo è come abbiamo fatto per il punto caso 2. il 3 è carico, no, finanziario, 6 costano, approvazione. Va approvato. No, non si illustrano, poi c'è la discussione e si approvano come Sì, si può fare così. Ma è una scelta. allora non ci siamo. Io illustrerei i punti che riguardano il bilancio, cioè il punto 2, 5, 6, 10, 11. Se siete d'accordo, No, va benissimo, va benissimo. Il punto 2 ne è già parlato, quindi il punto 6, 5, 5, 6, 7, no, 5, 6, 10, 11. Senti i regolamenti di Stato. Allora, le tariffe TARE IMU e TASI, queste per l'anno 2016 sono state confermate come erano nel 2015. È stata confermata anche la TASI a percentuale 0 anche per le seconde case che non sono previste dal decreto Renzi. Quindi questo tipo di tariffazione è rimasta la stessa. Quello accentuiamo che questo comune, a differenza di altri comuni, è arrivato anche alle seconde case. Diciamo a cittadini. una considerazione che ci sentiamo di fare per quanto riguarda la TARI, che è quella del rifiuto solido urbano, che anche per quest'anno, nonostante la normativa preveda la possibilità di applicazione della tariffa con una metodologia diversa, applicando una parte fissa e una variabile, quest'anno viene confermata quella che abbiamo trovato dell'applicazione solo al metro quadrato di appartamento, quindi è una sorta di applicazione solo col metodo della parte fissa. Tanti metri quadrati, tanto è il costo al metro quadrato che rimane 3,19 se non mi sbaglio al metro quadro, che è quella per le abitazioni che pagano tutti indistintamente. Poi c'è nel regolamento la possibilità l'introduzione di alcune agevolazioni per categorie particolari.
l'impegno è nella revisione di queste categorie particolari per poterle assimilare ad un articolo di legge che consenta non di spalmare l'agevolazione concessa in tutti i contribuenti, ma l'agevolazione concessa se rientra tramite i servizi sociali, se ha una caratteristica di questa natura, può essere messa a carico del bilancio con fondi fuori però dalla tassazione, dal tributo. Questa è un'altra delle operazioni che mettiamo in campo proprio per cercare di agevolare come la Tasi, quello che sarà possibile. In più, nelle varie discussioni avute con i gruppi di lavoro che sono stati costituiti e che collaborano con l'amministrazione, in questo particolare settore c'è una richiesta di sperimentazione di una raccolta porta a porta differenziata per quanto riguarda inizialmente il centro storico, perché è forse una delle zone dove è più facile intervenire. Quindi rimane tutto come è con questo impegno nell'anno 2016. Quindi per i resti la Tasi viene azzerata per le seconde case. Le seconde case io faccio una richiesta che ho avuto già modo di fare, siccome è rimasta invariata per l'azienda, quindi è rimasta invariata. Avevo chiesto l'abbassamento, tagliando anche gli arredi urbani, per esempio, l'abbassamento di 2 punti sull'IMU per le aziende, le quali con qualche sofferenza credo che ce l'abbiano. Non mi sembra una richiesta irragionevole. Questa cosa però posso rispondere subito. Sì. Ricordiamoci. Quanto è l'IMU per le aziende? È l'8,8 mi pare. Ricordiamoci che fino al 7,6 fa lo Stato e sotto il 7,6 non si può scendere. Scendiamo al 7,6. Questo consideriamo perché Scendiamo al 7,6. non è liberissima. È comunque un segno, una forma di Però riconoscimento, visto che la nostra economia si fonda su aziende, non si fonda sul terziario dipendente, ma su aziende individuali. Quindi credo che per le seconde case che a Castagnano sono per lo più di eredità e quindi non sono questa fonte di ricchezza, però credo che alle aziende si debba avere anche un occhio attento. Per le seconde case questa contribuzione incide per circa 130.000 euro. Sì, però per calcolare un metro. Ora si parla tutto, è poi, se no Però si parla di case. Se questo in effetti o se ne parla, o si discute un punto per volta, o prima di no, si discute tutto, tutta una manovra di bilancio e poi dopo si sono gli interventi. Se no diventa verbalizzabile. Quindi la derivazione, piano triennale delle opere pubbliche. Il piano triennale delle opere pubbliche è un documento approvato dalla Giunta e che viene portato al Consiglio dopo che è stato in pubblicazione per almeno 60 giorni per la visione. Questo è un elaborato che abbiamo inserito in quella relazione complessiva di bilancio e a questo punto se il 6 è questo. Quindi questo piano comprende le opere che verranno realizzate nel triennio 2016-18, non è un grande elenco di opere, non è quello che spesso si fa come libro dei sogni,
la copertura finanziaria per tutte le opere elencate. Se si guarda l'anno 2016 c'è un piccolo elenco di opere per 1.185.000 euro, che sono costituite da interventi che riguardano quelli finanziati totalmente, la riqualificazione del parcheggio del via Broci, che ce lo portiamo dietro di anno in anno, per una ragione semplice. Quando è stato approvato questo progetto è stato dichiarato dal punto di vista urbanistico la regolarità, quindi è un progetto realizzabile. Quando siamo andati a fare l'esecutivo e a metterlo in gara, abbiamo, come tutte le iniziative, si manda in approvazione questo progetto, è venuto fuori che urbanisticamente non è quell'area, è stata stralciata dal piano regolatore, quindi non ha più la caratteristica di parcheggio. A questo punto ci siamo un po' fermati. Assunto Nessuna destinazione. È stato fatto un progetto su un'area a parcheggio dove non c'è di realizzare la dato che è il finanziamento no, si chiama zona bianca, quando non ci sono destinazioni si chiamano zone bianche, questo è chiaro, che potranno essere con le varianti fatte a livello regionale. Il problema è che il finanziamento che si è ottenuto e si è messo lì per quell'opera come parcheggio, per cui bisogna trovare l'approvazione del sistema per farlo, praticamente se no l'ufficio urbanistico deduce i lavori pubblici che realizza. Mi sembra che nei comuni a Castagnari questa cosa è già successa, no? Quindi bisogna comunque lo portiamo dietro nella speranza che si possa, la copertura finanziaria di questo, tra l'altro è un vecchio residuo della Fondazione del Monte dei Paschi, quando fu fatta la ritrattativa del fondo sia per il palazzetto che per tutte queste cose venne concesso il mantenimento di questi 150.000 euro con questa destinazione. Poi abbiamo l'annoso problema della normativa del viale che quando in tutti i momenti di grande pioggia violenta va fuori, e questo è un primo stralcio di 300.000 euro finanziato con i proventi già inseriti nei progetti che finanzia il consorzio dei comuni, ugualmente finanziato dal consorzio dei comuni con una frontiera, la riqualificazione del parco di Crocifisso, questa è stata rallentata per via dell'organizzazione urbanistica, perché dopo la demolizione non sembrava fosse più possibile la ricostruzione degli immobili di dove era. La riqualificazione urbana di Piazza D'Antarivieri, che è questa qui del pomeriggio dietro del parcheggio, che ha ottenuto una parte di finanziamento con un programma regionale, una parte venne coperta sempre dal fondo di bilancio proprio. C'è l'impianto di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale, è un project financing approvato e bandita la gara con scadenza 27 maggio. È un progetto di un ammontare complessivo di 2.844.000 euro. Vi trovate solo la cifra di 165.000 euro. Questa qui è una cifra che abbiamo ritenuto di dover anticipare alla società che vincerà per portare chiamiamola in maniera impropria, cioè la spesa che annualmente il comune sostiene per l'illuminazione che oggi dà all'ENE,
la stessa spesa viene trasferita alla società che realizza il nuovo impianto, la manutenzione e la gestione. Se nel piano finanziario, nel progetto è previsto per i 16 anni, alcuni investimenti da fare avrebbero portato questa rata, invece che pari a quella che si paga ora, ad un incremento. La nostra considerazione è stata: non lasciamo i debiti al futuro, quindi sosteniamo questa parte di investimento subito, in maniera che il bilancio avrà la sua spesa corrente uguale per tutto il periodo. Questo quindi sono tutti già finanziati. Il primo punto, che è quello dell'opera del cimitero, anche qui abbiamo ricevuto da parte di un'azienda, di un'impresa, un progetto da poterlo realizzare sempre con il sistema del programma dove loro realizzano, e poi con la parte di vendita dell'opera, che sarà comunque uguale a quella del comune, si ripaga l'investimento. Quindi abbiamo per ora solo approvato l'iniziativa progettuale. Il piano finanziario è in istruttore da parte di una società di gestione che controlla effettivamente l'impresa, la spesa, il rientro, cioè questo piano finanziario sia credibile. Dopodiché si passa alla procedura di gara, dove il promotore in questi casi ha la preferenza in fase di aggiudicazione rispetto a, cioè per lo stesso prezzo di un altro, anche se non lo dicesse, dicevo poi che ha la possibilità. Poi quale c'è ancora? Il bilancio. Il bilancio ancora il bilancio ancora 10 per rendiconto, Perché appunto non è una parte bilancio. quindi allora si potrebbe andare al bilancio. No, una cosa che volevo chiarire. Allora, quando lo abbiamo approvato nel 2015 della dichiarazione giusta, che era agli atti, che poi è stata anche riportata sui giornali, quello ha suscitato un oggetto anche di problematiche anche sulla stampa. Sulla stampa, no, poi anche quello che si è andato a dire attraverso nel triennio c'è una voce che di nuovo li specifico, così almeno se lo dice in consiglio comunale e sarà chiara, che è la voce inerente recupero conservativo, ristrutturazione fabbricata all'interno dell'area mineraria del Siele, il quale era previsto nel triennale, secondo anno 1 milione di euro, terzo anno 1,5 milioni di euro, per un totale di 2,5 milioni di euro. Qualcuno di nuovo ci ha ricamato, ci ha giocato sopra, dicendo che il sindaco Cartagnaio pendeva i soldi del comune per il villaggio minerario del Siele, che eccetera eccetera. Allora, ripeto, il sindaco di Cartagnaio non spende i soldi del bilancio comune di Castagnaio per il villaggio del Siele. In ogni caso è viceversa, il presidente del parco del museo miniere del Siele, del parco museo miniere della Miata, spende i soldi per il Siele, ma da altri proventi che sono quelli del Ministero dell'Ambiente, per quelli che si sono spesi finora. Gli altri soldi che si sono spesi finora al Siele sono quelli che abbiamo spesi, di 100.000 euro che si sta facendo ora da Tramonti. Anche quelli sono proventi che vengono dal VAR e non vengono dai bilanci comunali. E la prossima riunione del VAR ci sarà l'8 di maggio, in cui sembra che ci siano dei finanziamenti cospicui se ci sono i progetti, per cui io ho infatti il Comune a Castagnaio, di cui ritengo che il Siele sia di proprietà del Comune a Castagnaio, e lo è, e ogni cosa che si fa sul Siele si fa comunque per il Comune a Castagnaio, perché è proprietà. Beh, sono soldi che derivano non dalle casse comunali di Castagnaio, né tantomeno da quelli che sono le linee termiche, eccetera, ma sono soldi che devono essere previsti per legge, ma verranno spesi qualora vengono da finanziamenti, vato, ministeriali, eccetera.
quindi non si spende una lira, ripeto, se no qualcuno poi ci rigioca sopra, sulle miniere e specialmente sul serio di soldi del comune di Piantastagnaro. Ma magari ci si riferiva alla progettazione. Ci si riferiva alla progettazione. No, si riferiva che si spendono questi soldi con queste La cifre. progettazione però è per il comune di Piantastagnaro. Come date il comune di Piantastagnaro? Se è possibile da una registrazione Sono venuti pochi soldi comunque, se Sulla la finanziamento, finanziazione. scusa, no, lo chiariamo anche questo. Quei famosi 180.000 euro, 180.000 euro, sono venuti noi da un finanziamento della leader perso dal comune di Piantastagnaro che recuperato, devo dire, grazie a Emmer, eccetera, che hanno costruito tutto, eccetera, e hanno soldi che devono andare al parco di nuovo, con tanto di lettera scritta. Il parco va versato al comune di Piantastagnaro. C'era un impegno da parte del comune di Piantastagnaro con quei soldi, quando arrivavano 180.000 euro, scritto e sottoscritto dal sindaco Morelli, ancora intatti, che quei soldi quando arrivavano dovevano essere restituiti al Parco Nazionale del Monte Amiata, perché gli erano stati anticipati. Invece di essere restituiti al Parco Nazionale del Monte Amiata sono stati spesi per le progettazioni e per le altre cose del cielo. Chiaro il discorso? Io penso che ci si riferisca, quando si dice questo, alle progettazioni. E qua i soldi delle progettazioni per il cielo sono stati spesi con quei 180.000 euro, lo ripeto, che non erano più di proprietà del comune di Piantastagnaro, ma erano soldi che dovevano essere dati con tanto di impegno di spesa al Parco Nazionale, quindi non erano soldi del bilancio del comune di Piantastagnaro. Queste sono affermazioni che faccio in funzione. Anche i soldi della progettazione sono stati presi da quei soldi lì. Io vorrei capire questo. A parte, discutiamo specificamente di questo. No, andiamo No, avanti. No, che chiarire questo aspetto che ancora rimane un mistero. Ma E forse la dottoressa ne sa che li conosce questi 180.000 euro, che cos'è? Perché c'era stato per anche lei e non c'era una luce. Si ricorda, no? perché stanno giocando con le pubbliche del comune di Piantastagnaro? Perché il comune di Piantastagnaro se dà una donazione, diciamo così, al parco museo minerario, poi un parco museo minerario fa appalti, fa le sue opere, fa le sue storie, no? Questo è un problema di chiarezza, perché niente vieta che il comune dice c'ho 1 milione, lo do al parco museo minerario. Non abbiamo fatto il parco che l'ha data a Non mai capito, io dico se sta nel programma opere pubbliche del comune di Piantastagnaro potrebbe fare a anche che titolo ci sta, perché se è un ente autonomo, cioè gli uffizi, i progetti e l'appalto se le fa il direttore degli uffizi, quindi non è che può essere sindaco di Firenze, no? No, non è così. Sì, penso proprio di sì. Noi ogni volta che fa un progetto lì, abbiamo fatto anche prima il progetto l'ha fatto il comune di Piantastagnaro, i soldi li ha dati il parco gli ha dato i soldi al comune di Piantastagnaro, il comune di Piantastagnaro, siccome è proprietà sua, ha fatto i progetti anche prima e ha realizzato le opere. Questo è successo per Piantastagnaro, per Barbaria, per Santa Fiora, per Castelcazzare, eccetera, perché il parco non è un ufficio di Non hanno apparato su è diverso. Noi diamo i soldi agli enti locali e gli enti locali li spendono. perché lo statuto lo prevede, perché altrimenti qui siamo. Non le fa in proprio, non le fa in proprio. Il parco è un ente di programmazione, politica eccetera, è un parco di gestione, però dai soldi agli enti locali, come l'ha fatto il comune di Piantastagnaro, l'ha data al comune di Abbadia, l'ha data al comune di Santa Fiora, l'ha data al comune di Castellazzara, gli ha dati i soldi dicendo che sono soldi che potete spendere soltanto nell'ambito del percorso minerario. Questo è successo per il comune di Piantastagnaro come per tutti gli altri. Una metodologia che non ha personale proprio, quindi non Però questo dicono i regolamenti del Ministero dell'Ambiente per tutti i parchi, non è che li invento io i regolamenti. Andiamo all'altro punto. Allora il bilancio. Il bilancio, sì. Allora qui vi rileggo una breve relazione che parte, come dicevamo prima, dai principi contabili
Quindi dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118 del 2011 e in particolare il principio contabile inerente alla programmazione di bilancio. In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i comuni sono tenuti a predisporre in luogo della vecchia relazione programmatica il documento unico di programmazione di cui prima. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il DUP sia composto di due sezioni, quella strategica e quella operativa che abbiamo detto prima, con la particolarità che fino a 5.000 abitanti il punto 8.4 del principio contabile inerente alla programmazione di bilancio contiene la possibilità di adozione di un DUP semplificato che è di norma predisposto per il 31 luglio. Questa scadenza noi l'abbiamo utilizzando, siamo arrivati a dicembre 2015 e prima di entrare però nel dettaglio dei numeri di bilancio si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci. La spesa che precedentemente era strutturata per titoli, funzioni, servizi e interventi è oggi articolata in missioni, programmi e titoli. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'ente, ma è tassativamente definita dalla normativa in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Cioè queste missioni nel decreto sono una infinità e ad ogni tipo di programmazione il comune ci si lega. Nel principio contabile inerente alla programmazione di bilancio sono elencati documenti che vanno allegati sotto forma di epiloghi e quadri, prospetto esplicativo del risultato dell'azione di amministrazione, prospetto concernente la pubblicazione per missione e programmi del fondo triennale programmato, prospetto concernente la pubblicazione del fondo credito in dubbia esigibilità, l'epilogo delle entrate per titolo e tipologia e l'epilogo delle spese per titolo e bilancio delle entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli. Va altresì aggiunto che il bilancio armonizzato che copre un triennio in caso di 2018 in questo caso affianca per quanto attiene il primo anno del 2016 ai dati di competenza anche la previsione di cassa, a differenza dello schema previgente in cui i dati di cassa erano riportati solo al consuntivo senza alcun riferimento delle previsioni. Poi dopo Pietro ci dirà perché anche la cassa è determinante ai fini della spesa. Altra novità da sottolineare per quanto attiene il bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci. Una è rappresentata dal fondo pluriennale vincolato nelle entrate di parte corrente e di parte capitale che rappresenta le somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente con esigibilità 2016. L'altra come fondo pluriennale vincolato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa che avrà esigibilità negli anni successivi. Un'ulteriore novità del bilancio armonizzato è la voce in spesa del fondo credito di dubbia esigibilità. Questo rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire prudenzialmente la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del titolo primo e del titolo terzo, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di alcuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto sempre dal decreto 118, l'entità di questo fondo credito di dubbia esigibilità deve essere obbligatoriamente pari ad almeno le seguenti percentuali calcolate sempre sulla media come il capoverso sopra. Quindi per il 2016 il 55%, 2017 il 70%, 2018 l'85% che è l'anno e il triennio in esame, poi sarà il 100%. Non ultima come novità, ma non meno importante, è rappresentata dall'avanzo di amministrazione, il quale a regime non farà più parte dell'entrata, ma solo della spesa. Per questo esercizio, infatti, proprio in virtù del passaggio delle regole dal patto di stabilità a quelle del nuovo pareggio di bilancio, è stata concessa come unica occasione quella di sbloccare l'avanzo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Per la costituzione di tale fondo è stato pertanto necessario accelerare l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e costituire obbligazioni giuridicamente perfezionate con sostenimento di spese, anche parziali nel quadro economico,
Queste sono state infatti le condizioni di sblocco per aggiungere per il solo 2016 alle entrate finali anche quelle del fondo pluriennale, cioè alla fine del 2015 abbiamo dovuto percorrere una via che è quella di riuscire a portare gli impegni giuridicamente perfezionati nell'anno 2016. Ma quando si dice a regime per Cassù si intende il 2018 e il 2020? Sì. Solo questa era un'occasione concessa solo per il 2016. Gli investimenti così finanziati, cioè quelli che vengono dal fondo vincolato, devono essere però realizzati nell'anno 2016. Ne consegue che qualora qualche iniziativa finanziata con l'approvazione dell'avanzo nell'ambito del fondo pluriennale non si realizzi nel 2016, ma venga slittata negli anni successivi, l'operazione tornerà a essere penalizzante in quanto ai fini del nuovo pareggio di bilancio non verrà tenuto conto dell'entrata ma solo della spesa. Cioè tutto quello che abbiamo portato dal 2015 è spendibile nel 2016, se non è spendibile va a costituire avanzo di amministrazione normale. Passando con Fa di peggio perché dice se dopo se l'operazione tornerà a essere penalizzante in quanto ai fini del nuovo pareggio di bilancio non verrà tenuto conto delle entrate. Sì, perché siccome è solo spesa, C'è questa bilancia deve essere pari, spesa e quindi il bilancio deve essere pari, tanta è l'entrata e tanta è la spesa. Nella spesa non posso aggiungere più di quella che è l'entrata. Ma tutte queste cose erano messe palla, prima l'ha messe Monti, Ora invece Ma questo è del 2011. nel 2011 che è andato Credo nel che 2011. allora sempre della lezione di Monti. Passando ai contenuti che andremo a discutere, siamo pienamente consapevoli che la strada più impegnativa nei prossimi mesi sarà quella di riuscire a dare dimostrazione completa di quanto sottolineato continuamente nel dedicare maggiore attenzione ed adeguati investimenti alla manutenzione del patrimonio pubblico a partire dalle scuole, dagli impianti sportivi, dalla sicurezza stradale, fino al completamento del recupero delle fonti e di altre emergenze di grande valore storico e culturale. Uguale attenzione è stata riservata per continuare nel forte impulso allo sviluppo economico del comune anche in riferimento ai molti grandi eventi che hanno dato lustro mediatico e portato presenze turistiche. Abbiamo reso disponibili risorse per continuare il significativo piano di manutenzione della viabilità rurale, del completamento dell'asfaltatura delle frazioni, del proseguo della parte del capoluogo, del rifacimento della lastricato di parte del centro storico, del recupero e valorizzazione dei parchi mediante il totale rifacimento di staccionate ormai completamente distrutte e dequalificanti le aree pubbliche di particolare pregio di cui il Castagnaio dispone. Analoghe risorse sono state riservate per il potenziamento e valorizzazione delle feste paesane, del Parco di Contrade, del Trastatore giusto quest'anno al suo 50°, degli spettacoli di piazza e soprattutto dell'iniziativa Favoriamo verso il Natale con tutte le sue componenti. Quindi, passando allo specifico, abbiamo come investimenti per quanto riguarda l'anno 2016, fuori dall'inserimento del programma delle opere pubbliche perché hanno un quadro economico di lavori inferiore ai 100.000 euro e abbiamo destinato previsto interventi sulla viabilità rurale per 70.000 euro, interventi sulla viabilità del capoluogo frazione per 100.000, rifacimento parte del lastricato di via della Pergola per 58.000, riqualificazione di parchi mediante rifacimento stagionato in nuovi arredi urbani per 100.000, la rete dati degli uffici per 45.000. Nelle valorizzazioni e manifestazioni ci sono, per quanto riguarda le feste e manifestazioni paesane, contributi alle associazioni varie 36.000 euro, iniziative culturali 30.000, quella che era la partita del cuore che poi avranno cambiato il nome, ma insomma è sempre quell'iniziativa con fini di beneficenza, riconfermiamo 9.000 come erano, 50esimo del Castatore 40.000, paghe delle contratte 54, manifestazioni natalizie 100.000. Una particolare attenzione è stata riservata alla solidarietà sociale in tutti i suoi aspetti, riservando nel bilancio una disponibilità finanziaria di 50.000 euro.
Riteniamo a conclusione valga la pena di soffermarci anche sulle opere a via più significative programmate nel bilancio 2015 ed in particolare nel rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica che andrà in gara il 27 per i 2 milioni, come dicevamo prima, 844, l'ampliamento del campo comune del cimitero per 125.000 che è in fase di esecuzione, rifacimento dell'opera del cimitero di Saragiolo per 121.000 è in esecuzione anche quello. Le asfaltature delle strade della Valletta sono appaltate appena viene il tempo, quindi entro giugno per 123.000 saranno realizzati. Recupero delle fonti storiche di Borgo e Saragiolo sono interventi che sono già stati conclusi per 160.000 euro. Battimento barriera architettonica, asilolino e scuola elementare. Per quanto riguarda l'asilo sono conclusi, la scuola elementare stanno montando l'ascensore, totale 110.000 euro. Completamento centro funzionale di Saragiolo, anche i lavori ormai sono stati in fase di conclusione per 140.000 euro. Recupero di immobile, riparazione dei locomotori dell'area del Siena, 100.000 euro, quello che faceva riferimento simile al momento fa. Rifacimento di parte della lastricato del centro storico, via Barzellotti e via Nazionale che sono in esecuzione per 145.000 euro. Via da Tempio già fa parte di quest'anno, questi erano per il 2015. A questi interventi si uniscono quelli previsti nel programma delle opere pubbliche sopra 100.000 euro che ne abbiamo già discusso. Un lavoro ancora più attento e organizzato è in corso per cercare di raccogliere maggiori fondi in tutte le direzioni possibili, a partire dal lavoro avviato sul nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, senza esclusione di tutte le opportunità nazionali e regionali ed anche di altri soggetti privati. Relativamente alla parte tributaria, abbiamo detto che si mantengono quello che era, e infine per quanto riguarda la TASI, come ho detto prima, viene assunto l'impegno di rivedere la tariffa e eventualmente la sperimentazione.